2000 persone hanno salutato l'arrivo a Venezia di una goletta della Sumud Flottiglia, una manifestazione alle zattere, corteo atto dal canale della Giudecca fino alla bocca di porto di San Nicolò. Dopo l'intensificazione dei controlli annunciata dall'amministrazione, blitz delle forze dell'ordine in via Palazzo, lo sconcerto dei commercianti e dei residenti della zona, intanto in via Piave minacce e violenze in una barberia. Nascondeva in auto 10 kg di cocaina, coppia di Cavarzere arrestata dalla squadra mobile di Padova al casello autostradale di Boara Pisani. 2 sono genitori di 3 figli minorenni. Taglia una ciocca di capelli a 2 alunne per punizione, bufera su una prof delle medie a Mestre, avviata indagine interna all'associazione presidi, gesto da condannare. Dopo l'incidente sul lavoro al Lido di Venezia, la Procura ha aperto un'inchiesta, migliorano le condizioni dei feriti. In una foto esclusiva siamo in grado di mostrarvi dove la struttura dell'ex caserma Pepe ha ceduto. Il Venezia incontenibile spugna Bari vincendo 3-0, Frosinone e Monza non mollano la Serie A, è ad un passo, mancano ancora 6 punti per la matematica, certezza della promozione, appuntamento sabato prossimo al Penso contro l'Empoli. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Ieri sera, dopo l'intensificazione dei controlli annunciata dall'amministrazione intorno alle 19:30 al blitz delle forze dell'ordine in via Palazzo, lo sconcerto dei commercianti e dei residenti della zona, irruento e fuori luogo, hanno detto, ribadendo che le tensioni della settimana sono dovute alla clientela del bar ora sottoposto ad ordinanza. Intanto sempre ieri sera minacce e violenza in una barberia in via Piave. Momenti di panico in una barberia di via Piave, dove un uomo ha fatto irruzione aggredendo un cliente tentando una rapina in pieno pomeriggio. La vittima, strangolata e derubata di 2 collane d'oro, è riuscita a fuggire e chiedere aiuto alla polizia. Gli agenti intervenuti rapidamente hanno rintracciato l'aggressore e recuperato la refurtiva. L'uomo è stato arrestato e portato in giudizio per direttissima, mentre il 35enne ferito è finito in ospedale. Intanto però continua la tensione in via Palazzo, sempre a Mestre, dopo l'annuncio dell'intensificazione dei controlli per gli episodi di movida violenta accaduti in settimana tra risse, schiamazzi, lanci di tavolini e sedie nel plateatico del bar La Moretta. Un importante dispiegamento di polizia è arrivato a controllare tutti i locali della zona in pieno orario di servizio. Con l'ordinanza urgente del sindaco, al bar in questione è stato però imposto l'obbligo di chiusura anticipata alle 21, ma sulla vetrina, insieme alla comunicazione delle forze dell'ordine, un grande cartello: chiuso per malattia. Uno spiegamento di forze armate e con unità cinofile, quindi con i cani che controllavano. Addirittura in pizzeria vedevo questi cani che andavano in giro in cerca di non si sa cosa, anche perché il bar incriminato era chiuso. E in tutto questo mi hanno detto dei clienti storici che sono stati richiesti i documenti a tutti, sono stati schedati, e a chi ha chiesto il motivo di questa azione di forza è stato detto: perché frequentate questa via. Chi ha ricevuto questa risposta mi ha detto: io in via Palazzo non ci vengo più. A scuotere le modalità dei controlli che hanno incusso timori tra i clienti dei locali. L'indomani commercianti e titolari dei bar si sono trovati per denunciare non tanto i controlli quanto le modalità di intervento. Possiamo giustificare la presenza della Digos, possiamo giustificare la presenza dell'antidroga e magari anche dell'ispettorato del lavoro, però controlli legati ai plateatici da parte della locale, all'etichettatura dei prodotti da parte dei NAS, alle temperature dei frighi, sono argomenti e ambiti che non c'entrano con l'ordine pubblico, quindi noi l'abbiamo vista un po' come un accanimento nei confronti dei bar in una giornata delicata e in un orario particolare come il venerdì, che per la ristorazione è fondamentale. Quindi purtroppo ci hanno fatto creare dei disservizi e sicuramente in parte anche un mancato incasso. È stata l'ennesima conferma che la via Palazzo in realtà viene presa forse sotto una luce non propriamente corretta. Purtroppo chi ci rimette sono i residenti, sono i locali, sono i commercianti, ma ne risente l'intera cittadinanza fondamentalmente. Purtroppo per una mela marcia ne debba risentire un'intera struttura valida, e questa cosa ci dispiace, ma ci innervosisce, ci appesantisce molto anche lavorare. Dispiace perché insomma ci si rende conto di quella che è la situazione. Noi abbiamo aperto da poco, però credo che, come fanno altri, insomma, stiamo portando del valore, stiamo riportando anche delle famiglie con i bambini oltre un certo orario, e quindi credo che dovremmo essere
valorizzati, riconosciuti come una ricchezza, insomma, e non essere attaccati in maniera un po', dal mio punto di vista, incomprensibile. I plateattici e anche le sedie un po' spostate non sono il problema, ma diciamo le frequentazioni di persone che fanno in continuazione rissa, che sporcano la via, la rovinano, e abbiamo sempre paura, perché comunque abbiamo anche l'esempio di Massa Carrara, anche noi, di parlare e di opporci a queste persone, e quando succedono queste cose le forze dell'ordine non ci sono. Quando ci sono famiglie e ragazzi che vogliono stare tranquilli e divertirsi, arrivano tutti a sprombatutto. Nascondeva in auto 10 kg di cocaina, coppia di Cavarzere arrestata dalla squadra mobile di Padova al casello di Boara Pisani. 10 kg di cocaina nascosta nel vano motore dell'auto, un Audi, e in parte nell'abitacolo. Viaggiavano con un quantitativo di droga che, rivenduto sul mercato, avrebbe fruttato 700.000 euro. La coppia di stranieri fermata e arrestata dagli agenti della squadra mobile di Padova all'uscita del casello di Boara Pisani lungo la A13. Tutto è accaduto nel pomeriggio del 16 aprile. I due, lui 36 anni, marocchino, lei 37enne di origine romena, genitori di 3 figli tutti minorenni, erano già noti alle forze dell'ordine. A carico dell'uomo precedenti specifici per spaccio di droga e una condanna alle spalle, la donna per reati di truffa e appropriazione indebita. Dopo l'arresto, la successiva perquisizione nell'abitazione della coppia Cavarzere nel Veneziano ha permesso di trovare e sequestrare oltre 1 chilo di hashish. La misura dell'arresto è stata convalidata dal GIP di Rovigo, procura competente per territorio. Per i due si sono aperte le porte del carcere, il 36enne a Rovigo, mentre la donna a Montorio. I 3 figli della coppia sono stati affidati ai nonni paterni. 2000 persone hanno salutato a Venezia l'arrivo di una goletta della Sumud Flottiglia, una manifestazione che si è tenuta alle Zattere, mentre partendo dal canale della Giudecca un corteo acqueo ha scortato la goletta fino alla bocca di porto di San Nicolò. Una delle imbarcazioni che partiranno verso la striscia di Gaza per la nuova missione della Global Sumud Flottiglia arriva al canale della Giudecca. A salutarla a Venezia ci sono almeno 2000 persone, la maggior parte lungo la fondamenta delle Zattere, altre a bordo di un corteo acqueo che la scorterà fino alla bocca di porto di San Nicolò verso il mare aperto. Una flottiglia partirà di nuovo alla volta di Gaza per rompere l'assedio, ma noi dobbiamo essere qui pronti e pronte ad organizzarci e ad essere l'equipaggio di terra. Infatti quando partirà la flottiglia continueremo a comunicare con delle persone di noi che sono partite e partiranno in questa missione. Non è ancora certa la data di partenza della prossima missione della flottiglia verso la striscia di Gaza, ma le Zattere sono tornate a riempirsi per esprimere solidarietà al popolo palestinese. Manifestanti da tutto il Veneto sono arrivati a Venezia per ricordare ancora una volta che l'emergenza umanitaria è tutt'altro che finita. Quello che sta accadendo a Gaza, in Cisgiordania, e che è quello che continua da più di 70 anni, non si è mai fermato, anche se è calata un po' l'attenzione mediatica, e soprattutto perché si tratta di un modello coloniale e di un modello guerrafondaio che sempre di più si sta diffondendo in altre parti del Medio Oriente e in altre parti del mondo. Che i prigionieri palestinesi sono nelle carceri israeliane in totale non rispetto del diritto internazionale, con torture fisiche, psicologiche inaudite. Le manifestazioni a Venezia proseguiranno anche alla Biennale. Non è solo l'apertura del padiglione russo ad essere oggetto di proteste e polemiche. Siamo qui oggi come Art Not Genocide Alliance, una campagna per protestare contro la presenza di Israele alla Biennale Arte. Siamo qui per salutare la flottiglia e per lanciare uno sciopero del settore culturale a Venezia e una manifestazione l'8 maggio, appuntamento alle 4:30 ai giardini della Biennale, e andremo verso l'Arsenale. Sconcerto in una scuola media di Mestre, una docente supplente ha tagliato i capelli a 2 alunne durante la lezione davanti alla classe. Il gesto avvenuto dopo una semplice domanda ha lasciato le studentesse sotto shock.
Un gesto improvviso, la professoressa che si avvicina a un'alunna e con la forbice le taglia una ciocca di capelli nello sconcerto di tutta la classe. Il fatto alla scuola media Bellini di Mestre, la ragazzina aveva chiesto alla prof di quante righe dovesse essere il riassunto che aveva assegnato alla classe. Una domanda forse di troppo per la docente, che decisa sia incamminata verso di lei tagliandole una ciocca di capelli. Attoniti i compagni, una ragazzina, difesa, si è alzata in disapprovazione del gesto violento, ma la prof si è avvicinata anche a lei e con la forbice in un lampo si è trovata una ciocca di capelli in meno. Un gesto inaccettabile per i ragazzini e per i genitori, che ora chiedono nei confronti della docente, una supplente di una supplente, con l'incarico di accompagnare la classe fino a fine anno, che vengano adottati dei seri provvedimenti, nel timore inoltre che possa commettere fatti gravi come quelli accaduti alla secondaria di primo grado anche nella scuola a cui verrà assegnata in futuro. La vicenda si inserisce in un contesto già delicato. L'insegnante, arrivata da circa 3 settimane come sostituta temporanea, aveva iniziato a creare malumori tra gli alunni per i metodi ritenuti severi e valutazioni troppo rigide. Il gesto poi sarebbe avvenuto in risposta a una semplice richiesta di chiarimento su un compito, degenerando in un'azione del tutto sproporzionata. Dopo l'accaduto, la scuola ha avviato verifiche interne per accertare le responsabilità e valutare i provvedimenti da adottare. L'insegnante avrebbe riconosciuto l'episodio parlando di un eccesso e di un tentativo maldestro di farsi comprendere. Intanto le famiglie si sono mobilitate, preoccupate per la sicurezza dei propri figli. Sul piano giuridico il caso potrebbe avere risvolti rilevanti, civili e penali, per abuso di mezzi di correzione e disciplina, mentre riemergono precedenti simili che alimentano il dibattito sui limiti dell'autorità docente. Un fatto gravissimo e che non può essere sottovalutato. La scuola deve essere prima di tutto un luogo di rispetto e di crescita e di tutela per gli studenti, quindi nessuna finalità didattica può giustificare un comportamento del genere. Noi come istituzione abbiamo il dovere di controllare, di vigilare e di intervenire in modo puntuale e deciso su episodi del genere che assolutamente non devono ripetersi. Dopo l'incidente sul lavoro all'ex caserma Pepe al Lido di Venezia, la Procura ha aperto un'inchiesta. Migliorano intanto le condizioni dei feriti e in una foto esclusiva siamo in grado di mostrarvi dove ha ceduto la struttura. 2 dei 4 feriti rimasti coinvolti giovedì nel crollo di un pezzo del solaio, l'ex caserma Pepe di San Nicolò Lido di Venezia, sono già potuti tornare a casa dimessi dall'ospedale. Si tratta del paziente ricoverato al Cafoncello di Treviso, che inizialmente destava maggiori preoccupazioni per il trauma cranico riportato nella caduta, e del suo collega, meno grave, ricoverato invece al civile dei Santi Giovanni e Paolo. Restano ancora ricoverati per politraumi all'ospedale Arangelo di Mestre gli altri 2. Nessuno però è in pericolo di vita. I sanitari hanno perciò sciolto la prognosi. La Procura di Venezia intanto e il sostituto procuratore Marco Maggini, cui è affidato il fascicolo, hanno aperto un'inchiesta sull'incidente sul lavoro in attesa di ricevere tutta la documentazione. In questa foto esclusiva che siamo in grado di mostrarvi, ecco il punto esatto dove ha ceduto una parte del solaio, non tutto il solaio ma solo una parte. Il sopralluogo era concordato con l'Università di Ca' Foscari per dare modo ai tecnici di redigere il progetto esecutivo, avendo vinto la gara. Non c'erano operai, ma tecnici, architetti, ingegneri, esperti dunque sulle questioni di sicurezza. Nessun'area risultava interdetta perché pericolante. La politica ora con il raid nella notte contro la sede elettorale di Venezia di Simone Venturini, ricoperta di fogli con scritte ingiuriose. Non ci lasciamo intimidire, ha commentato il candidato sindaco del centrodestra a Favaro per l'inaugurazione di un'altra sede elettorale. È successo che ci sono stati degli atti di vandalismo nei confronti della nostra sede, nulla di tragico, semplicemente è il sintomo di un clima un po' inquinato da molta cattiveria e molta aggressività che purtroppo oggi è presente e serpeggia in città. Nella notte mani ignote hanno tappezzato di scritte offensive le 2 vetrine della sede elettorale di Simone Venturini in Campo Santa Marina a Castello. Una serie di fogli A4 scritti a pennarello fissati ai vetri con lo scotch che promettono tra l'altro una seconda visita, questa volta con lo spray.
Da Favaro, dove sta proseguendo la campagna elettorale come candidato sindaco del centrodestra, Venturini non si scompone e rassicura: continueremo la nostra campagna esattamente come l'abbiamo iniziata, col sorriso e la forza delle nostre idee. Ma io spero sempre che questa campagna elettorale svolti e diventi una campagna elettorale di vero confronto sui temi che oggi non sentiamo da parte dell'avversario. Continuiamo a fare la campagna elettorale che stiamo facendo, giovani, sorriso, persone impegnate nel mondo della società civile, aprire punti d'ascolto, volantinare nei mercati, proporre tante idee per la nostra città. Simone Venturini è a Favaro per l'inaugurazione della sua sede elettorale in piazza Angelo Pastrello, quasi di fronte al municipio. A fare gli onori di casa c'è Marco Bellato, per 2 mandati presidente della municipalità di Favaro con la lista Brugnaro e ora in corsa per il Consiglio Comunale. Per sostituirlo il centrodestra ha candidato Alex Bazzaro, attuale capogruppo della Lega a Ca' Farsetti. Accanto ad altri candidati e davanti a sostenitori e simpatizzanti, Venturini ripercorre nello specifico quanto realizzato a Favaro in questi anni e i programmi futuri. La sicurezza è un punto centrale per Favaro e Campalto, e Vese e Tessero, ovviamente tutta la municipalità. Molto impegno ci sarà anche nella riqualificazione degli spazi verdi e delle aree gioco, un parcheggio più grande per il distretto sanitario che oggi è molto piccolo e poi appunto molta sanità, medici di medicina generale, medicine di gruppo, il distretto pienamente funzionante. Sono obiettivi che ci diamo perché oggi la popolazione invecchia e noi dobbiamo garantire a queste persone i servizi sanitari. Ed il candidato del centrosinistra Andrea Martella ha espresso la più ferma condanna per l'atto vandalico contro una delle sedi di Venturini. Chi sceglie questi mezzi sbaglia profondamente, ha detto. Le campagne elettorali si fanno con le idee e non devono essere offuscate da azioni vili e gesti vandalici che non appartengono alla cultura di questa città. E Martella ha presentato oggi i candidati del centro-sinistra alle 6 municipalità di Venezia. Secondo Martella le municipalità saranno basilari proprio per rilanciare l'intero comune e quindi torneranno ad essere rafforzate. I presidenti di municipalità per noi saranno importantissimi nell'azione di governo che avrà nella giunta e nei presidenti di municipalità un riferimento importantissimo. Giovanni Pellizzato per Venezia Murano Burano, Anna Forte per Mestre Carpenedo, Donatella Marello per Marghera, Fabio Brusò per Chirignago Zelarino, Lionello Pellizier per Favaro Veneto, Alessandro Ruben Strozzi per Lido Pellestrina. Sono i candidati alla presidenza delle 6 municipalità del Comune di Venezia per il centro-sinistra. Il programma del candidato sindaco Andrea Martella prevede un rilancio di competenze e poteri delle municipalità come enti più prossimi al cittadino, rappresentativi delle diverse realtà di un comune complesso ed esteso. È una richiesta che io sento dappertutto: coinvolgimento, confronto, servizi ai cittadini che possono essere dati più da vicino attraverso le municipalità, luoghi di rappresentanza politica e luoghi di governo vicini ai cittadini per le questioni anche più piccole, ma anche per garantire dei servizi. È stato davvero uno sbaglio togliergli quei poteri che invece sono fondamentali se vogliamo avere un'amministrazione più prossima e che riesca davvero a coinvolgere. Da tempo il centrosinistra denuncia la perdita di competenze che le municipalità hanno subito in questi anni e il loro rafforzamento è stato annunciato da subito nel programma elettorale anche come un forte segnale di discontinuità politica rispetto alla precedente amministrazione. In questi 11 anni sono state assolutamente dissolte dall'attuale amministrazione comunale, sono state tolte funzioni, poteri, deleghe. Oggi sì, è sorprendente che chi le ha distrutte nel corso di questi anni le voglia ripristinare, perché lo stiamo dicendo noi. Noi lo faremo seriamente, chi lo dice oggi non è credibile dal momento che nel corso di questi anni le ha quasi sciolte. E continuiamo con la politica andando a conoscere il candidato sindaco Pierangelo Del Zotto che dice: per Venezia questa è l'ultima chiamata, serve un'inversione di tendenza. Veniamo da 11 anni di, come dire, non mala gestione in senso brutto, ma è una gestione che non fa riferimento ai bisogni dei veneziani. La città è sempre più destrutturata, sempre più in balia del turismo, il centro storico, sempre più in balia
di droga e di malintenzionati a Mestre. Io poi che vengo dal Lido ho il problema della pista ciclabile. Segretario nazionale di Prima il Veneto, Pierangelo Del Zotto, 63 anni, ex assessore al bilancio della provincia di Venezia, lidense, si candida a sindaco perché dice deve esserci un'inversione di tendenza a partire dal ripopolamento di Venezia. La prima cosa che faremmo sarebbe quella di cambiare completamente i vertici del comune, ovviamente, della dirigenza del comune e soprattutto delle partecipate, perché il problema non è il singolo dipendente di Veritas, della polizia locale o di ACTV o di AVM, il problema nasce sempre dai vertici e quindi la prima cosa sarebbe cambiare i vertici. Secondo, fare quello che qualcuno ha promesso 11 anni fa, cioè riportare 30.000 veneziani a Venezia. Come? Venezia è un comune che possiede migliaia di abitazioni. Secondo noi un comune non ha nell'oggetto sociale la proprietà e la gestione di immobili, quindi questi vanno totalmente venduti, naturalmente a un prezzo che consideri la vetustà dell'immobile, vanno venduti a chi ci abita oppure a chi ci vuole abitare. Poi ci sarà il vincolo per, 15-20 anni che non possa essere adibito a B&B oppure rivenduto. Qui Venezia deve, come una nave, fermarla e farle invertire la marcia. Certo c'è un minimo di abbrivio, ma poi si torna indietro e si deve tornare a una città viva, strutturata. Del Zotto si sente pronto a prendere in mano la città e agli avversari dice: conoscendo la città e avendola conosciuta com'era, sicuramente saprei far molto meglio di qualcuno che venendo da luoghi, della campagna, si può dire, non ha coscienza di come è fatta Venezia e di quali sono le problematiche di Venezia. Questa è l'ultima chiamata, o la salviamo adesso o la perdiamo definitivamente. La manifestazione Lido in primavera ha avuto un'apertura contestata per la sosta dei bolidi sul Sagrato davanti alla chiesa in piazzale Santa Maria Elisabetta. Per un pomeriggio una quindicina di auto sono state parcheggiate davanti al Sagrato della chiesa di Santa Maria Elisabetta, al Lido di Venezia. L'iniziativa della Proloco del Lido di Venezia e Palestrina per la manifestazione Lido in primavera ha diviso l'isola tra favorevoli e contrari. A dare fuoco alle polveri delle polemiche è stato Paolo Bonafè, segretario comunale di UDC Venezia, che ha contestato duramente in un comunicato diramato a tutti la scelta di trasformare per qualche ora il Sagrato della chiesa di luogo di culto in un'area di sosta per bolidi di lusso. In un momento come questo di campagna elettorale, tanto è bastato ad infiammare il dibattito già in corso. La Proloco si è immediatamente scusata se la scelta potesse aver urtato la sensibilità di qualcuno, spiegando di averlo fatto in buonissima fede, non per mescolare sacro e profano, ma nell'esclusivo intento di dare visibilità in termini positivi al Lido di Venezia. Questa missione da sempre della Proloco. C'è stato infatti anche chi ha dato un plauso all'iniziativa e in centro le Lamborghini sono state accolte da un bagno di folla, ma questo non è piaciuto a tanti parrocchiani. Venerdì 17 aprile con l'arrivo delle Lamborghini arriveranno qua al Lido appunto 17 autovetture e scelgono nuovamente il Lido per le loro esposizioni, tantissimi temi e tutte le età. In primis la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Franca Ongaro e realizzeremo sabato mattina dei laboratori che hanno a tema violenza e bullismo verso gentilezza e solidarietà. Sport e calcio, un Venezia incontenibile, spugna Bari vincendo 3-0 con doppietta di Aps nel primo tempo e il gol di Adorante nella ripresa. Frosinone e Monza non mollano, ma la Serie A è a un passo, mancano 6 punti per la matematica certezza della promozione che potrebbe arrivare già sabato in casa contro l'Empoli in caso di vittoria di alcuni risultati concomitanti favorevoli dagli altri campi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento è con il nostro meteo. Arrivederci.